Bunker Gaspari. Questo bunker prende il nome dall'ex albergo Gaspari, che era qui vicino, dove erano presenti dei reparti della Todez. Anche qua c'è una data, 1945. Ecco, il bunker Gaspari è stato aperto, costruito, ma non completato per il sopraggiungere della fine della guerra. Abbiamo visto infatti all'ingresso la data 1945 e praticamente è stato scavato nella roccia viva, e scavato interamente, senza bisogno di andare avanti pezzo alla volta. E credo che la costruzione di questo bunker sia stata anche relativamente veloce. Bellissimi stalattiti di ferro, che sta a significare che l'acqua che gocciola da questa volta contiene appunto questo minerale. Bellissimo.